Il progetto del Festival del giornalismo di Verona è nato all'interno di una redazione che è quella di Eraldo, questa nuova testata che ha un anno di vita e che è online e comunque riguarda il territorio veronese, ma guarda anche oltre le mura della città, e all'interno dell'associazione che ha emanato, che ha realizzato questo giornale, perché la volontà è quella di far incontrare le persone proprio dopo una fase così dura di pandemia, farle incontrare su temi cruciali del mondo dell'informazione. Sappiamo quanto l'informazione è stata complice in un certo senso di un grande flusso di notizie fra vere e false di difficile identificazione, perlomeno da parte del pubblico, che si trova sempre più smarrito e confuso. E quindi ecco, incontriamoci in Riva all'Adige, che è un punto magnifico, ma anche un punto di passaggio e di incontro. Il Festival del giornalismo, a nostro modesto avviso, è in dogana nel suo posto più naturale e più logico, proprio perché la dogana è di nome un posto di confine che dialoga fra culture, fra linguaggi, fra civiltà, fra modi di vedere le cose, e quindi ci vogliamo confrontare con opinioni, con informazioni e con modi di fare informazione. Al festival abbiamo deciso di portare giornaliste, donne, uomini di diverse età, di diverse esperienze, sia nell'ambito cartaceo, online e delle televisioni, proprio per dare un respiro ampio a tutti i temi che verranno trattati in questi 5 giorni a luglio. E è quello che un po' fa anche Eraldo nelle sue pagine online, ossia guardare le notizie da diversi punti di vista, soprattutto grazie all'apporto di giornalisti collaboratrici, collaboratori molto giovani che possono dare un contributo importante a questa città, ed è anche questo il sogno del festival, portare un nuovo punto di vista e anche incuriosire magari i nuovi giovani ad approcciarsi a questa professione che per noi è la più bella del mondo. Gli ospiti sono una ventina circa, arrivano da tutta Italia, da Roma, Brindisi, Firenze, Milano, qualcuno anche dalla Svizzera, e spaziamo dai giornalisti d'inchiesta come Paolo Biondani, come Monica Zornetta, poi passeremo anche al giornalismo sportivo con Giancarlo Padovan, Simone Gambino, avremo Adalberto Scemma, Anna Chiara Spigarolo e Furio Zara, giornalisti inviati di guerra, Barbara Schiavulli, Emanuela Zuccalà, Laura Maria Battaglia, e non mancheranno ovviamente i giornalisti che si dedicano al new media journalism, quindi chi oggi è sulla breccia dell'onda come Saverio Tommasi, Emilio Mola e Francesco Specchia. Finiremo il 5 di luglio con 2 direttori, appunto Pari De Pelli, che arriva dal Canton Ticino, e Massimiliano Tonelli, che è il direttore di Art Tribune.